Un saluto a tutti e bene tornaus a un'altra puntata di OF Damus De. Oggi nos agattamos in una bella città, che è Iglesias, per dare delle storie sua e di tutte le caratteristiche di questa città. È chiaro che non basta una puntata per dare questa bellezza di questo centro sul Cigresiente, però io lo voglio fare con un amico e collega che è il dottor Roberto Poletti, che è dottore de Chilca in paleografia e diplomatica, fontes iscritas a desa civilidade del Mediterraneo, ha collaborato con il suo Dipartimento di Storia, Benes e Culturales e Territorio dell'Università de Casteddu e attualmente è professore in scuola superiore. Roberto, prima di tutto benvenuto e insomma è stato un piacere a te come ospite, anzi a nos ospitato a noi come Canale 40 in questa trasmissione. Prima pregunta, da quale ambito de Chilca ti sei occupato in suoi studi tuos? Bene a tutti, è un piacere per me collaborare con amico, Peppi Ronca, collega, amico, grande divulgatore. In questa ricerca che ho fatto in questi anni, mera anni di ricerca, ho lavorato in archivi di Sardegna e non solo in Sardegna, anche in altri luoghi, ma mi sono soprattutto dedicato alla ricerca degli archivi notari, cioè del notario, i registri, sul registro del notario, che tenenti meras documenti importantissimi per la storia di Sardegna e per la storia della città di Iglesias. Bene Roberto, sì, difatti sì, questo è l'ambito di studio e è meta di interesse che grazie a questa chilca, a questo traballo che è veramente manno e che merece attenzione, è possibile a dare qualche informazione in più su questa che è alle pena, insomma, tornare a narrare qualche cosa sopra di questa bella città che è Iglesias. Presentiamo un luogo così storia di questa città, bisogna testimoniare finza da preistoria, si va addirittura da un neolitico antico, in periodo romano importanza manna attento finza a città de perdita come intesinara de metalla, che si pensaia da stati intra Iglesias e Frumini Maiore. E del suo periodo antico te potremmo ammentare proprio in maniera meda lestra e sintetica. Questo territorio è un territorio merantico e ci punti testimonianze da ogni età, dal Nuragico fino all'epoca moderna. Ci punti a Santo Benedetto, Domus degli Anas, e ci punti Nuragus, e ci punti su altre testimonianze delle tombas dei giganti e altre cose mera importanti. Poi questo territorio che è sicuramente mera importante per la ricerca mineraria ha attirato gente da ogni luogo e la civiltà è una civiltà mineraria mera antica. Sì, questo posso che tocca da proprio l'ambito di storia antica, però Iglesias ha tenuto un'importanza manna in suo periodo dell'età de meso, in suo medioevo. Quali sono le fonti e le testimonianze storiche sopra di Iglesias e noi sono conservate queste testimonianze? Per che tocca su toponimo è finza curioso che bisogna, insomma, le ipotesi più accreditate sono Bidda de Gresia come Villa Ecclesia, dunque su riferimento a queste Cresias presenti in Noghe, oppure Bidda de Ceregia, un riferimento a Sacariasa, dunque alle ciliegie come tesinara, che è chiaro che queste pure sono cose curiose che tocca ammentare. Caleste narimoso un luogo di storia dell'età di mesu e su toponimo Roberto. Tenete ragione, questa cosa è mera curiosa, poi mera persona si punti posta sul problema, ma quali è l'origine di questo toponimo di Bidda Gresia? Mera si punti donau, ci viene a Geregia, ma
sa cosa si rea dessa geregia, esti un'irea, un bago stramba, e poi non si è mai festa una festa de geregia, non si è mai fatto nuda geregia e poi ci punti mera bagus, e mi pare un bago strano, anche se si rea che attento Vittorio Angius, Candannau, si rea aici, poi ci viene mera cresias, ma il contus non torna manco aici, poi canto compare questo topponi, le cresias non ci divia, manco ci divia una, due, tre, ma mica 50, quindi no. Ecco, sa cosa più importante è bide ecclesia, cioè villa, come direbbero in latino, ville ecclesie in latino. Allora sì, pensando su questa bide ecclesia è testi semplici, dare nao bene uno studioso antico, quando una bide via donara da su giudice a sa ecclesia via bide d'ecclesia, quindi questa è l'origine del suo toponimo, semplice. È interessante questa cosa. A proposito di Grecias, Roberto, noi nos agattiamo proprio innanzi a sa sede, come si chiama, a sa cattedrale di Santa Chiara, che è appunto la cattedrale dei Grecias, una cosa sopra di questa Grecia di Importumannu, che i Grecias lamentamos questa sede vescovile, questa sede di Subiscamu, e lamentamos, tu hai fatto gli studi vinzas sopra dessa cattedrale, a livello sia storico, architettonico, quando è stata fondata e quali sono solo monumenti di interesse per l'importo di questa Grecia. Ecco, sa Grecia di Santa Clara ci ricorda questo che punti origini della città, e in particolare su grande importanza che attento in noi su conti ugolino di Don Oratico. La Grecia di Santa Clara di Grecia fu boffia proprio dei suoi conti e non è un caso se il suo stemma, il suo scudo della famiglia Don Oratico è ancora oggi visibili in sa facciata della Grecia. La Grecia di Santa Clara è stata fatta a Savini del 1200 de questa epoca conserva scelti alcune artisi che vunti gusta che per subire in noso dest'esterno, poi interno è stato mera modificato, mera cambiato, quando sa Grecia è diventata cattedrale in su 1513 e sa Grecia ha riattirato tutta la vita della città in questo luogo, tant'è che ho in questa piazza che si c'è la piazza del suo municipio teneoso su palazzo del suo bispo oggi è su palazzo del suo municipio di Iglesias e in questa piazza è una piazza mera importante per la città medievale e per la città di oggi. Un'ultima pregunta sopra le Grecias presenti in questa città, Roberto. Un'altra Grecia di Importumannu è la Grecia di Valverde e poi bisogna altre Grecias che possiamo mentovare, che hanno importanza. Ecco, in Iglesias ci vunti mera Grecias, vunti stati costruidas in epoca diversa, per motivi diversi, poi ci viene sparas, poi ci viene mongias, poi ci viene confrarias che hanno costruito queste Grecias. Oltre a questa di Santa Clara c'è Santa Maria di Valverde, che è una Grecia mera bella, una Grecia romanica, pisana, che si agattara a sabessire dessa città, accanto a su Camposanto e testi mera importanti e mera bella, ma teneus sa Grecia Santo Francisco che è una Grecia che testimonia l'architettura catalana in Sardegna, un esempio bellissimo di questo stile, ma ancora tantas altre come sa Grecia del Santo Miele, da onde senti le processioni di Sacera Santa che è un momento particolare per la città di Iglesias, ma ancora altre Grecia baroccas come sa Grecia del Savorissima, mera testimonianza di epoca e stili diversi, ma tutte su punti mera bellas. Siamo in sa cinta muraria, narimoso, sa chi è su complesso difensivo della città di Iglesias e tenimoso a Palasa Nostra su Castello del Salvaterra o San Guantino, si può dire proprio a Palalmias. Roberto, quando è stato fregato e quali sono le caratteristiche a livello architettonico di questo castello?
Intanto su castello che noi potremmo dire oggi è un castello che è antico arrivato, poi sul luogo dove ci era su castello antico, costruito sul Novecento, una domo dell'ingegnere Sanna, che via un imprenditore, tenia una vetreria, varianta sprigus, bottiglie, altre cose, e in cui è arrivato sa domo sua. E pensando su cosa che pieu è sa domo sua, una domo in stile neogotico che manigera questo che viene il muro antico del suo castello. Ma questa cosa curiosa è su nomini. Asinau che via Salvaterra o San Guantino. Ma chi ne via questo San Guantino? Non c'è culto, non c'è devozioni, non c'è nuda, non lo conosce nessuno, ma altro che non vira, che è Santo Cantine, Costantino Imperatore. In Sanus deppe usare questo castello, deppe essere stato costruito quando dove via Bizantinus, quando dove via quindi su giudice de Castello, de Cagliari. E poi tanti fatto in noi questo castello, e poi si era Vince de Salvaterra. Salvaterra poi è traduzione italiana sul latino loci servator, e chi ne via questo loci servator? Erano funzionario del suo re che depiera serbai sul logo, cioè serbai sul logo per suo re, dove depiera difendi questo territorio da suoi nemici che venivano da mare, da sa montagna e da altri luoghi. E è sorto in noi proprio voi depiera castiai saruga che è a bascio, che vi era su collegamento tra Sacco de Gennabogai a nord e su Gigeri che vi era a sud. Questo è veramente interessante, finché si può comprendere quali sono l'origine del nome, se puoi tesinare a gas in questa maniera, finché su castello. Tu Roberto hai fatto pubblicazioni e medas, hai fatto medas a Tobios o seminarios, però in queste pubblicazioni più recenti che è aumentare il complesso ex gesuitico di Iglesias pubblicato in su 2017 e le confraternite di Iglesias e riti della settimana santa pubblicato in su 2018. Partiamo proprio da su complesso ex gesuitico e te potremmo narrare questa pubblicazione, questa chilca che tu hai fatto. Ecco, devo approvato questa pubblicazione, poeta sos gesuitos ad Iglesias hanno dentro un importantissimo compito, che vi gusto de vai a scuola. In un luogo in cui non vi a scuola, sos gesuitos hanno fatto la scuola, hanno istruito tutta la gente che poteva andare. E questa pubblicazione che ha approvato serve per fare a conoscere a tutti questo che hanno fatto i gesuiti ad Iglesias, che è una cosa mera importante. E invece Roberto Posuchi per tocca a sconfrarias, le confraternite di Iglesias, si te potremmo narrare questa pubblicazione che è meta interessante. I sconfrarias vunti associazioni di persone che teniano un compito straordinario, giuranta impari, traballanta po' cercare di bene di andare incontro a su bisogno di ciascuno, e hanno portato devozioni, hanno portato cultus, hanno portato la sua tradizione della Gira Santa in questa città, e poi punti quindi importanti. Poi hanno fatto tutto questo che non faria stato di allora, s'assistenza, sospirali, s'aggiuro a sospoperos, insomma tutto questo che servira. Bene, sì, l'importanza di questa compagnia di Gesù, che di sicuro in Sardegna ha tento metas a testimonias non solo in Iglesias, pensiamo a musei, pur se non futi una sede dei gesuitas, che come intennavo due, ne come si fa dando prima, in sostanza futi un padre laico che fu di musei.
Proprio aici ci andava un laico che andava a amministrare su dinai dei sparasa, poi musei via un feudo, una sorta di baronia dei sos gesuitos de Castello e quindi sos padros non tenivano un convento, una domo propria a musei, andando a scegliere per amministrare questo luogo. Beninde Roberto a tempos prurreghentes, s'istoria de Iglesias sia uni di s'economia procurada da sas minieras, est una zittade mineraria. Cales minerales si estraian e canto est durada questa attividade? Commente est incominzada e quando est accabada? Est incominciare in s'antichitadi. A Sighiu fino quasi a sos annos 50 del Novecento si estraia argentu se ciudadi fira logo de una zecca. Sa zecca faria dinai pro pisanos, pro aragoneses, pro los spagnolos e pro circa 200 o 300 anni. In tempus prus recenti si estraia piombo, zinco, pirite e altri minerali di ferro che hanno contribuito a far sviluppare questa industria mineraria facendo dei Iglesias sa ciudadi più importanti per questa industria mineraria d'Italia. De sicuru, intre sas personalidades chi han fatto unu pagu s'istoria de Iglesias, cussas prus nodidas ligadas a custa zittade, ammentamus Quintino Sella, Giorgio Asproni, Carlo Baudi di Vesme. In curso, in maniera meda lestra, podimos ammentare custas tres personalidades, o finzas si ammentas calincun'atera personalidade, magari custas sunt sas tres prus de importu, plus simbolicas de sa zittade. Bene, asinau bene, 13 personas straordinarias. Quintino Sella è bene in noi, ha studiato su trabalho in miniera e ha riboffio sa costruzione di una scuola pro minatores, per su tecnicos che traballanta in miniera. Ed è stata fatta, ho pure tenuto l'istituto minerario dedicato che si dedicava ad Asproni, che è uno che ha studiato e traballato in questa città proprio per questa ragione. E tenevo pure Baudi di Vesme, un piemontese, bene in noi, ha studiato questa che via su brevi di Villa de Gresia, che è una raccolta di leggi, normativas medievali di questa città e che ne ha arrivato uno studio molto importante che oggi noi vorremmo leggi ancora oggi. Bene, interessante questo aspetto pure, che sono personalità che in qualche maniera hanno caratterizzato e dato un contributo umano fino a questa città. Abbiamo dato delle Iglesias Roberto de Derisi, siamo obbedendo a Iglesias a Oe, ma le Iglesias de subvenitore, tu quale prospettivas, commente, quale speras, tenese commente storico, commente educatore e fino a commente simple cittadino per questa città? È una pregunta un po' complicata, poiché come dicevo questa zona è una zona di crisi economica, e questa crisi economica è una crisi sociale, è una crisi prodotta. Sa miniera sa vunti serraras de oramai noi gastiamo su turismo, un turismo rispettoso sul luogo, un turismo culturale, un turismo che pone impari sul sviluppo della città e l'accoglienza a tutto ciò che vuole bene noi. Ma c'è mera de vai. Tocca pensare una qualcuna soluzione per chi era bene, per i nostri picciocchi che non devono lasciare questa città, né questo territorio, poi devono trattare questo che ci canta in noi.
Siamo a intro della cattedrale di Santa Chiara. Roberto, questa cattedrale, questa igreja che è insomma una delle più importanti, che è la sede di Subiscamu, quale caratteristica ha a livello architettonico? Possiamo fin salvare questa parte della volta che bisogna in noghe proprio a intro della igreja? Come ti usunau, sa igreja de Santa Clara fu stata costruita a fine del 700, ma in su 1570 è stata ampliata, modificata e modernizzata con sa costruzione di questa volta che uso biri in stile catalano-aragonese, punti volta gotica, molto importante, molto bella e importante, poi ci punti raffigurare immaginasi di Santus, del suo crocifisso, che serviva a su vedere, quindi pregare in noi, in questa iglesia, per birigo sa gloria dei Santus, che punti di questa iglesia sulcitana e ecclesienti. Possiamo dire che fin a s'altare maggiore chi è stato demolito, l'altare che vivuti in Antisi, come tenimos un altare, una mensa che è noa, scraro si bie puru, ite bivuti in saltare ezzu e quando è stato demolito questo altare? Sa Chiesa di Santa Clara è una cattedrale e in tutte le cattedrali del mondo ci sono messe solenni e c'è la necessità del luogo, poi dei sprerisi, che dipingono la messa. Per questa ragione, l'altare che asinao dove vira fino al 2011 e poi è stato demolito, poi va il luogo ed è stato posto questa mensa di altare artistica che è stata consacrata con sa Sossus de Santa Clara de Assisi. Infatti poi esigenze liturgiche un po' adeguamento una rimosa sal norma liturgica a bestesa mensa e duca s'altare maggiore è stato sacrificato una rimolgasi proprio per lasciare luogo a celebrazione del ritos. Siamo innanzi di questo altare dell'Inna, quando è stato fregato e quali sono i santos che bisogna in questo altare, Roberto? Questo altare è super bello che noi a intro di questa iglesia, è una testimonianza preziosa della devozione della gente di questo luogo, pro Sant'Antioco, che è il patrono della diocesi di Iglesias, ma che è il vice patrono della Sardegna d'Otto. È un altare bello, dell'Ina, dei Zinibiri, tutto dorato, tutto intagliato, è stato realizzato in 700, poi è stata costruita questa cappella nuova proprio per Sant'Antioco Sulcitano. E noi pieusu che ci punti statua antica, una statua di Sant'Antioco che è al centro, Santa Clara, sa patrona di questa iglesia, Santo Benedetto che viene venerato in questo luogo. E in noi ci punti pure i ossos di Sant'Antioco, i punti esposti per la devozione di tutto questo che intenta in questo luogo, per pregare, per cercare le intercessioni di Sant'Antioco patrono. Da un altare dell'Inna passiamo a un altare del Malmaru. Che poi è importante questo altare e che rappresenta? E in noi potremo sapere la statua della Madonna del suo Rosario. È una devozione mera importante in tutta la Sardegna e Vincia di Iglesias. Poi questa devozione è pure importante. È importante questa devozione della Madonna del Rosario è diffonda in tutto questo luogo a posti della battaglia dell'Epanto del 1571, quando la flotta cristiana ha sconfitto la flotta turca. E questa grande battaglia, questa grande vittoria della flotta cristiana fu stata proprio per la grazia e intercessione della Madonna del Rosario e da questa disi in poi tutti quanti pofi venerai e pregai la Madonna del Rosario per difendere tutta la Sardegna dai moros e dai turcos. Abbiamo appena
lassau sa Prazza de sa cattedrale e semos in Prazza La Marmora. Questa prazza, Roberto, poi testi importante. Ecco, questa che oggi è la Piazza alla Marmora, a Santiago era la Piazza della Fontana. E zinaria aici, poi dove è questa fontana, mera bella e mera importante. E noi da conoscevo sicuramente questa fontana su Maimoni, poi i testi su Maimoni. Su Maimoni è questo personaggio che è in pizza questa fontana, è un personaggio di fantasia, che è un vago piscarori, un vago divinità, che tiene un pesce in mano, ma è un pesce un vago strano. È una figura un vago controversia per questa storia, ma è una statua non era antica del 700, prima doveva scegliere questa fontana, non doveva né Sarcus né su Memoni in Pizzus. Una delle cose più importanti e più belle di questa piazza, di questa fontana, che è la piazza Beccia, della città di Iglesias, punti questi cartelloni pubblicitari che potevano subire in su muro di questo domo. Questo su affresco, questo su pitture, servivano per vai conoscere a gente tutto questo che si pintiva in questa bottega che doveva in Guni in bacio, in sottano del suo palazzo. È una sorta di pubblicitaria antilettera, ma antica, poi non ci via del piano, non ci via la televisione, non ci via la radio, e questa pubblicitaria si varia a Ici. Questo di fatti è un pago sul centro, possiamo narrare, nevralgico della città di Iglesias, che siamo proprio in sugoro della città. E tutto come è stato addobbato, in creatura turistica, da tutto questo paracquas che sono una mistura di colori e che convidano la gente proprio a visitare una bella città come Iglesias. Deo a sacabbo di questa puntata che io innanzi di tutto tornare grazie a dottor Poletti per la disponibilità, è stata una puntata meta interessante che a tutto il logo nostro in Sardegna va sempre qualche cosa di scoprire, qualche cosa da apprezzare. E contare Iglesias in una puntata è meta sacrificante, dunque si spera che questa di tenere altre occasioni e poi contare qualche cosa di più sopra la città di Iglesias. Grazie a dottor Poletti. Grazie a tutti. Dio buon saluto e buon appuntamento alla prossima puntata. Adioso.